Bentrovati amici a questo nuovo spazio di approfondimento. Ci sono dei periodi dell'anno in cui i bambini, ma non solo loro, si ammalano di più. Tosse persistente, raffreddore, naso che cola. Cosa accade? Si tratta di allergia oppure di una influenza o ancora di un banalissimo raffreddore? Ne parliamo oggi con il dottor Filippo Di Forti, al quale do il benvenuto, pediatra Buongiorno. di grandissima esperienza e segretario provinciale della FIMB Catania. Grazie dottore per essere qui con noi. Allora, come si fa a distinguere se un bambino, anche una persona adulta, ma in questo caso lei è un pediatra e quindi parliamo di bambini, come si fa a capire se il bambino in quel periodo dell'anno sta avendo un attacco di allergia o invece banalmente si è raffreddato o ha contratto l'influenza? Principalmente rispolverando ciò che fa parte anche della vecchia medicina, ovvero sia la cosiddetta anamnesi, la storia del paziente e la storia familiare. Basta chiedere ai genitori se sono allergici e già questo può essere un'indicazione, nella misura in cui la possibilità che il figlio possa essere allergico può arrivare fino al 70%. Chiaramente da questo punto di partenza è chiaro che poi noi possiamo anche valutare dal punto di vista clinico il paziente e attraverso ciò ci sono appunto dei segni che possono fare sospettare una patologia di natura allergica. E la valutazione clinica, l'anamnesi già dà il sospetto di questa patologia. Poi è chiaro che ci sono delle indagini di laboratorio, delle indagini strumentali che possono confortare il problema. Credo che comunque la cosa che debbano sapere le famiglie è che un processo respiratorio infiammatorio che duri un po' più del solito, tra virgolette, già debba comunque insospettire in contemporanea anche una familiarità. Ecco, queste sono due caratteristiche che comunque devono fare insospettire. Chiaramente tutto ciò poi deve essere segnalato dal pediatra di famiglia, che è molto abile e voglio dire molto competente in materia, e lui potrà valutare ciò che sarà il giusto fare, sì. Soprattutto quando si parla di tosse, spesso la tosse non passa facilmente, quindi dura nel tempo, quindi anche lì è un po' difficile secondo me diagnosticare esattamente se si sta trattando di una tosse allergica o un'infezione insomma che si sta prolungando. Ecco, ma quali sono le medicine? Per un bambino spesso ci sono delle giovani coppie che dicono noi mandiamo il bambino all'asilo, ma il primo anno è una tragedia perché questi bambini si ammalano facilmente. Ecco, che consigli possiamo dare a questi genitori che spesso, se possono farlo, ritirano i bambini dall'asilo perché dice era continuamente malato, quindi ecco, cos'è? Il sistema immunitario dei bambini è più fragile, quindi lo devono, come dire, lo devono allenare, quindi purtroppo ben vengano, possiamo dire, questi episodi, bisogna portare pazienza o si può fare qualcosa per aumentare le difese immunitarie di un bambino? Allora, io queste ai miei pazienti dico sempre, cioè, signora guardi, questa è una asilite, ovvero sia un'infezione contratta all'asilo. Diciamo che i virus girano e non c'è niente da fare. E ci sono delle componenti proprio fisioanatomiche del bambino che lo rendono particolarmente vulnerabile, ma fa parte anche della storia del bambino stesso, perché tutto comincia dal naso. Il naso, io dico sempre alle mamme, il naso è una sorta di laboratorio immunologico. È una zona anatomica dove vengono elaborati virus e batteri e dove vengono innescati tutti quei processi biochimici tendenti appunto a formare i famosi anticorpi di cui tanto noi parliamo. Come reagiamo noi? Col muco. Il muco è questo gel vischioso che ingloba virus e batteri e impedisce che vadano in profondità. Per cui diciamo che dobbiamo un poco rassegnarci, tra virgolette, a convivere con queste problematiche, perché fanno parte anche della storia di ognuno di noi. Poi è chiaro che a poco con gli anni noi formiamo il nostro database di anticorpi e poi verso i 5 anni a poco i problemi si riducono, si risolvono. Vale anche e soprattutto, immagino, per i bambini non utilizzare gli antibiotici in maniera impropria. Questo sì, intanto bisogna assolutamente
bandire l'antibiotico come automedicazione. Questo tutta la categoria è assolutamente impegnata affinché il farmaco, l'antibiotico non venga utilizzato se non dietro prescrizione medica, questo sì, e non come automedicazione. Sappiamo tutto, l'antibiotico resistenza e tante anche le problematiche gastrointestinali, anche le implicazioni a carattere immunologico, sono tante cose che sono a sfavore dell'utilizzo di antibiotici. Poi dobbiamo sempre considerare che dal punto di vista statistico le infezioni delle vie respiratorie hanno un 20-30% di origine batterico dove l'antibiotico agisce, ma 70%, 80% circa sono di origine virale e là nessun antibiotico agisce. Quindi questo è molto importante, questo messaggio, ma noi siamo molto impegnati ad evitare questo utilizzo selvaggio dell'antibiotico come categoria, senz'altro. Vorrei ricordare il nostro numero di telefono che è il 342 74 55 005, con un messaggio potete rivolgere delle domande al dottor Di Forti, che lo ricordo è un pediatra ed è anche il segretario provinciale della FIMP Catania, è un sindacato che raggruppa praticamente la maggior parte dei pediatri. Sì. Parliamo di bronchiti, bronchiolite, anche queste preoccupano un po' i genitori dei bambini piccoli. Sì, preoccupano, però insomma io vorrei lanciare anche un messaggio di positività. Noi pediatri magari diciamo di una certa età abbiamo vissuto gli inizi della nostra attività con le sale d'attesa piene di bambini con morbillo, varicella, rosolia, parotite, la famigerata pertosse, tutto questo ora non c'è e tutto questo è merito dei vaccini. Cosa è rimasto? Sono rimaste appunto, è rimasta la bronchiolite, la malattia streptococcica e sì, le affezioni virali da virus parainfluenzali, ma se le giovani mamme, se parlano alle loro madri, si fanno raccontare ciò che era la loro vita, possono essere ben felici di vivere questo momento ove chiaramente i problemi ci sono, ma non sono certamente come quelli che c'erano 30 anni fa, questo bisogna assolutamente chiarirlo. Ecco, sì. È consigliabile la vaccinazione antinfluenzale nei bambini? Si può fare? Sono consigliabili tutte le vaccinazioni. La vaccinazione è l'unico presidio che noi abbiamo di prevenzione e è l'unico presidio che può debellare una malattia. Addirittura ci sono anche vaccini anche contro i tumori, a poco si stanno sperimentando, già per esempio c'è il papillomavirus che viene fatto nelle bambinette di 12 anni, eccetera, proprio che serve per prevenire il carcinoma del collo dell'utero. Quindi assolutamente tutte le vaccinazioni, tra l'altro ora abbiamo la vaccinazione nasale, quindi non è invasiva come la puntura. Non vedo perché, vorrei essere convinto io a non farlo, ecco, invece che cercare di convincere gli altri, questo è il ragionamento. Arrivano le prime domande, una signora vorrebbe chiederle se è normale che la sua bambina vomiti sempre quando è raffreddata. Sì, bisogna vedere appunto la produzione di muco, se non viene ben detersa la cavità nasale, il muco scolla il retrofaringe, gli anglosassoni lo chiamano il post-nasal drip. E questo sgocciolamento di muco in retrofaringe può creare dei boli che poi possono stimolare anche il vomito, perché non dimentichiamo che a livello del faringe c'è il cosiddetto centro del vomito e quindi può stimolare anche questa situazione. Poi consideriamo anche che il tragitto, come dire, la lunghezza dell'esofago del bambino è corto, per cui è più facile il rigurgito proprio perché il percorso che deve intraprendere il cibo è molto più breve. Un'altra signora ci chiede se è normale, se il raffreddore può provocare la fragilità dei capillari del naso, non tanto da provocare delle epitaste. Assolutamente sì, perché è una forma infiammatoria. Può succedere, però è anche vero che bisogna vigilare il bambino, soprattutto col ditino nel naso, e questo bisogna evitare. Anzi, ho fatto venire anche una bella frase che ho sentito in un congresso, che il naso è l'unica parte del polmone dove è possibile mettere il dito. Quindi ragioniamo un poco su ciò che vuol dire l'affezione nasale e tutto ciò che ne consegue a livello broncorespiratorio. Qualcuno ci chiede se è possibile prevenire la tosse.
È possibile prevenire un incidente autostradale? È possibile prevenire una guerra? No, dobbiamo convivere. Dobbiamo convivere. Poi un attimo, prevenire, dobbiamo un attimo, non dobbiamo generalizzare. La tosse come epifenomeno di un problema a valle, e allora noi dobbiamo andare al nostro pediatra curante e chiedere il perché. Perché può essere una banale patologia, ma può essere anche qualcosa di più importante. Quindi, insomma, è una. Bisogna questa capire domanda di che richiede natura è la tosse e esatto, cosa provoca la chiaro, tosse. È chiaro, perché la tosse di per sé è chiaro. è sempre generata da qualcosa. Io no? dico sempre, soffio cardiaco non vuol dire cardiopatia, lo stesso tosse non vuol dire malattia importante, però è un segno che noi dobbiamo valutare. Infatti. Io direi di fare così, andiamo in pubblicità, nel frattempo voi scrivete le vostre domande, le leggiamo insieme e il dottore sicuramente risponderà e cercheremo di soddisfare un po' tutte le persone, tutti i vostri quesiti, quindi ci vediamo qui tra pochissimo. Ed eccoci, stiamo parlando di allergie e infezioni respiratorie nei bambini, stiamo anche rispondendo alle domande che i nostri telespettatori stanno rivolgendo. Con noi in studio oggi il dottor Filippo Di Forti, che è un pediatra. Qualcuno ci chiede se esiste una vaccinazione contro lo streptococco. Al momento no, non esiste. Esiste la possibilità di usufruire di un test rapido per lo streptococco che può essere fatto o allo studio del pediatra curante oppure in un normale laboratorio. Un test rapido che ha una valenza del 98% come affidabilità e ci dà contezza proprio dell'esistenza dello streptococco. Ci sono anche dei kit che possono essere utilizzati in casa e tutto può andare bene. Qualora si dovesse riscontrare una positività al tampone dello streptococco, è opportuno parlare col pediatra curante che farà le sue valutazioni e appunto anche qua invito a non fare, come dire, una self terapia, un bricolage terapeutico, ma invito sempre a consultare il pediatra di famiglia che valuterà caso per caso cosa sarà utile fare, non iniziare l'antibiotico in prima battuta e in autonomia, questo sì. Quindi sempre rivolgersi al pediatra, qualunque cura, mai decidere da sé il tipo di terapia, perché ogni bambino è diverso dall'altro. Come si fa ad aumentare le difese immunitarie in un bambino? L'alimentazione gioca un ruolo importante, ma le vitamine, ci sono tanti genitori magari dicono lo irrobustisco prendendo degli integratori, ecco, lei li consiglia? Ma guardi, anche lì, voglio dire, tutto deve essere valutato, appunto, ripeto, non vorrei essere stancante, ma purtroppo si ritorna sempre là e c'è tutta una valutazione clinica da effettuare. Se noi siamo di fronte a un bambino con una crescita non adeguata, un bambino con dei problemi di cronicità, bambino con determinate patologie, e in quel caso un'integrazione certamente può essere utile, però è chiaro che non esiste la panacea, la medicina che non esiste, che non fa ammalare, è evidente che non esiste. Ci sono dei bambini che magari per una loro condizione proprio personale possono avere bisogno di un'integrazione di un qualcosa, ma questo aumentare le difese immunitarie è un qualcosa che spesso vedo, mi viene detto a studio, ma non è questione di aumentare le difese immunitarie, anzi le difese immunitarie ci sono e lavorano bene, proprio perché i nostri bambini si difendono dalle malattie e guariscono. Ribadisco, poi a 5, 6 anni, 7 anni noi cominciamo ad avere quel background di anticorpi che poi alla fine, quel database anticorpi che poi alla fine ci permettono di condurre una vita normale. E se noi sostanzialmente poi da adulti non ci ammaliamo è che probabilmente, anzi sicuramente i nostri anticorpi stanno lavorando e stanno lavorando bene. Ogni cosa a suo tempo, cioè, così come noi non pretendiamo che un bambino faccia la radice quadrata di 5 a 2 anni, non possiamo pretendere delle performance da adulto a un bambino di 2 anni, insomma, ecco.
Certo. Ci chiedono secondo quali parametri si decide di iniziare la terapia con l'antibiotico, ma è chiaro che è il medico che lo decide, siamo sempre là, non si può decidere da sé. No, assolutamente, meglio... soprattutto l'antibiotico, il parametro è uno solo, è il pediatra. Il pediatra. Quello Ma a proposito dei pediatri, si parla tanto di carenza di personale, di medici. Ecco, voi pediatri come siete messi? Siete pochi o... Guardi, io vengo da un comitato d'azienda fatto la settimana scorsa e allora, guarda, a Catania assolutamente non c'è più mancanza, ci sono già 2 neopediatre inserite che sono assolutamente disponibili, sono quindi pieni di posti. Famiglia, ad Adrano sono stati banditi due posti, un posto a Palagonia. Non c'è il pericolo che in Sicilia si rimanga senza pediatri di famiglia. Ci sono i tempi della burocrazia sono quei tempi. È chiaro che quando viene bandito un posto poi passa attraverso determinati canali e poi passa un poco di tempo, ma guardi, tutt'oggi a Catania non mi sento assolutamente di dire che problemi non ce ne sono. Non ce ne sono, quindi siete in numero sufficiente, quindi ciascuno può scegliere il proprio pediatra di riferimento, non occorre andare dagli specialisti, dai pediatri privati, chiamiamoli, un pediatra di famiglia si può sempre avere, è tutto tranquillo, si sceglie all'ASP e si va avanti e si seguono le linee di quel pediatra che sarà certamente quello che conoscerà dal punto di vista della salute dei bambini il piccolino che ha in carico. Fino a quando il bambino è in carico di un pediatra? Fino a quale età? Allora, dunque, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'età pediatrica è fino ai 18 anni, perché c'è una branca che viene chiamata adolescentologia. E questa è una branca pediatrica. Come sistema sanitario nazionale noi possiamo acquisire scelte fino ai 14 anni e fino ai 16 anni per patologia particolare. Però l'area pediatrica, ripeto, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è fino a 18 anni, sì. Una mamma ci scrive: mio figlio ha appena 50 giorni, ha avuto diarrea fino a pochi giorni fa a seguito della intolleranza alla proteina del latte. La prossima settimana dovrebbe fare il primo vaccino. Conviene posticipare il vaccino visto che il bambino è stato male per questo? Non è una controindicazione alla vaccinazione, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Diciamo che nell'opuscoletto che viene consegnato alle mamme e alle famiglie inerenti appunto alla vaccinazione, dietro è scritto vere controindicazioni e false controindicazioni. Basta semplicemente leggere questo documento, che è un documento ufficiale dell'ASP, quindi voglio dire, non è che è un foglio scritto a casa, e là ci sono scritte le vere e le false indicazioni. Ma anche lì non mi stancherò mai di dire, qualunque problema ci siano, queste cose poi dovranno essere sempre sottoposte al pediatra curante, perché dobbiamo dimenticare una cosa: questa globalizzazione della patologia noi non la dobbiamo considerare. Ogni paziente, ogni bambino ha una storia sua personale clinica, quindi sempre valutare caso per caso. Noi in queste sedi diamo delle consigli generici, ma poi nella fattispecie noi abbiamo sì una cosiddetta intolleranza alla proteina del latte vaccino, ma dobbiamo anche fare una valutazione globale clinica del bambino e capire esattamente un po' tanti parametri. Per esempio bambini molto allergici, immagino che i genitori siano molto più attenti o comunque sono più in apprensione quando si tratta di fare un vaccino, perché se un bambino mostra di avere tantissime allergie, qui stiamo vedendo, la regia ci sta proponendo come si effettuano i test per capire se una persona è allergica o meno a determinati fattori. Sì. Vogliamo commentare queste immagini? Sì, allora qui si è passato le prime immagini erano relative a una forma poliallergica. Qui stiamo vedendo per esempio infatti, un braccio molte sensibilizzazioni.
Qua bisogna stare attenti perché possono anche esserci, noi chiamiamo in termini, non vorrei essere troppo tecnico, si chiamano reazioni assoassoniche. A volte i ponfi, se sono contigui, possono autoinfluenzarsi e si possono anche avere delle false positività. E allora sarà cura poi del pediatra allergologo ripetere i test e vedere un poco singolarmente. Questa invece è un'allergia un poco più... Esatto, di solito cosa si cerca di indagare? Questo è un prick by prick per alimenti, è un test molto intrigante, molto indicativo, però è operatore dipendente e soprattutto deve essere anche, appunto, in quanto operatore dipendente, deve essere poi seguito da un'attenta valutazione clinica. Non sono test di laboratorio come una glicemia che è 90 e basta, là invece bisogna fare una valutazione clinica, non prenderlo come dato. Quali sono le allergie più diffuse? Allora, noi dobbiamo considerare le allergie da pneumoallergeni, le allergie respiratorie e le allergie alimentari. Le allergie alimentari vere, reali, hanno un'incidenza del 3-7%, sono molto poche. Quindi sono poche, per fortuna. E sono sovrastimate le allergie alimentari. Si può essere allergici all'uovo, al latte, questi sono più o meno le sostanze. In età pediatrica sono le allergie più diffuse, diciamo, pur nella loro 3-7%, stiamo parlando, quindi comunque di percentuali basse. Vede, viene chiamato, esiste la cosiddetta marcia allergica, ovvero sia un soggetto ha predisposizione allergica, inizia da 0 ai 3 anni ad avere più manifestazioni allergiche di tipo alimentari, poi a poco queste allergie si riducono e danno spazio invece alle allergie respiratorie. Quindi quelle alimentari si riducono, questa è una buonissima notizia. Però possono subentrare quelle respiratorie, quelle le si porterà diciamo, a vita anche in età adulta? Quelle si riportano, sì, assolutamente sì. Però quindi chi è allergico, non so, agli acari, che tipo di allergie ci possono essere? Le più diffuse qui in Sicilia quali sono? E allora, noi in Sicilia abbiamo l'allergia alla paritaria, l'allergia alle graminacee, la fioritura dell'ulivo, all'acaro, mentre magari al nord ci sarà più l'ambrosia. Certo, dobbiamo considerare. E le allergie come si curano? Cioè si tengono a bada con dei farmaci di nuova generazione? Ci sono delle novità in questo senso? Allora, la cura dell'allergia segue due binari, un binario per il controllo dei sintomi e un binario tendente, alla risoluzione dei problemi. Noi abbiamo un'ottima terapia che è l'immunoterapia specifica desensibilizzante, il cosiddetto vaccino, che è anche ora sublinguale, quindi facile da utilizzare per i bambini. Non si tratta altro che il semplice estratto dell'acaro sublinguale, a poco mi stimola la tolleranza nei confronti dell'allergia e nei bambini agisce molto bene, però sempre anche lì bisogna valutare il paziente che può rispondere alla terapia. E tutto questo, le faccio un'altra domanda, per chi è intollerante invece al latte, lo sarà a vita oppure basta allontanare i latticini e poi si possono reintrodurre lentamente, oppure anche le intolleranze, quindi è qualcosa di diverso? Diciamo che l'intolleranza è stato un po' come termine, è stato molto abusato. Il termine di intolleranza alimentare, ci sono anche, ora di meno, però c'è stato un proliferare di test non approvati, unproved vengono chiamati, no? Non perfettamente scientifici, diciamo. Assolutamente, senza una robusta base scientifica, questo è molto importante e noi dobbiamo sempre attenerci alla medicina basata sull'evidenza, che è quella che è la nostra Bibbia. Se noi non seguiamo questa nostra Bibbia per noi cristiani, però voglio dire, è il nostro libro mastro, ecco, quindi anche le intolleranze sono un po' sovrastimate. C'è l'intolleranza al glutine, ci sono alcune... Però ci sono dei test efficaci, quelli si fanno proprio in ospedale, nelle cliniche, insomma, ecco, sono più affidabili. Sì. Quindi diciamo che le intolleranze forse
diciamo che non sono più tanto di moda, anche se rimangono quei capisaldi, che so, al lattosio, che è un deficit enzimatico, la celiachia per esempio, anche quella è un'intolleranza La al celiachia glutine. pare che sia invece in aumento, anche Ma non so se diciamo- nei bambini, ma a quanto pare... Diciamo che c'è sempre stata. Noi ora abbiamo solo che adesso si riesce a diagnosticare. Esatto, ora abbiamo le transglutaminasi che hanno aumentato il pattern di persone sensibili e poi tutti questi grani raffinati hanno un poco aumentato, sì. Dottore, siamo in chiusura, Sì, vogliamo bene. lanciare un messaggio, come dire, di positivo ai genitori che ci stanno seguendo e che hanno dei bambini piccoli in questo momento ammalati o che temono che si possano ammalare? Allora, intanto fidatevi del vostro pediatra di famiglia. Il pediatra di famiglia è già uno specialista ed è già lo specialista dei bambini, quindi scegliete quello, sono tutti bravi, tutti preparati. È chiaro, magari uno per una questione di empatia può trovarsi meglio con uno, meglio con un altro, e quello ci sta nei rapporti umani, ma prima di tutto fidatevi della pediatria di famiglia. Siamo noi un network di circa 130 pediatri in tutta la provincia di Catania, siamo degli specialisti e siamo nel territorio e siamo al vostro servizio. E poi, secondo messaggio, ripeto, non ci sono più le patologie di una volta. Abbiamo debellato praticamente morbillo, rosolia, e quindi tutto sommato ce la passiamo meglio di ciò che era negli anni passati. Questo è un messaggio che è importante che le mamme e le famiglie recepiscono. E poi io aggiungerei che di tanto in tanto un'influenza, un raffreddore Evviva Dio! è normale, ci si ammala. Evviva Dio! Evviva Dio! È impossibile non ammalarsi mai, quindi nei bambini abbiamo capito che il sistema immunitario si allena e matura anche così, con questi episodi che chiaramente ci si augura non debbano diventare poi delle patologie importanti per cui si deve ricorrere in ospedale o ad altre cure più insomma, significative. Grazie dottor Di Forti, grazie per la sua disponibilità, grazie alla regia e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima.